Alberto Mirarchi l'anno scorso ha dovuto superarsi, fare un miracolo per impedire ad Andrea Treccozzi di raggiungere il Virgilio sul 2-2 per poi giocarsi un altro tipo di semifinale, slide indoors, perché la partita finirà poi 4-1 con De Botton che si aggiungerà ai marcatori dopo la doppietta di Jacopo Laviola. Ma questa è un'altra storia. Oggi al Villa Stadium va in scena un nuovo grande spettacolo, Moreschi e Torreconti per l'accesso alla finale del 2 giugno. Andrea Treccozzi a fare da leader tecnico di una scuola piena di talento, 7 gol, una sconfitta in semifinale da vendicare, un record da battere, quello di Piccirillo che rimarrà fermo a 8 gol. Dall'altro lato del campo Ettore Conti che ha perso Gorla ma lo ha sostituito a dovere, alla fine lo sappiamo, se arrivi fino a qui il gruppo è solido e sicuramente si è anche fortificato. Moscheo è un centrocampista sublime in grado di riconoscere i momenti della partita alla perfezione, Pitrelli e Intini in gol nella tempesta del Carraro contro il Vittorini, le premesse ci sono. Qui nella speranza di farvi divertire Gabriele Dattoli, anche oggi non sono solo, qui con me c'è un altro dei grandi giocatori che ha portato il Vittorio Veneto sul tetto di Milano la scorsa primavera, Gabriele Mercuri. Ciao Gabri. Ciao ragazzi, ciao Gabri, come state? Tutto bene, siamo carichi. Ti volevo chiedere, come ho chiesto a Fabio l'altro ieri, cosa si respira prima di una finale MFC? Allora, l'aria è molto elettrica e si vede che le due squadre sono comunque delle formazioni di livello, specialmente parlando di singoli. Potremmo fare alcuni appunti sull'Ettore Conti, che è giocatori del livello di Dianefo, Moscheo, Maccarone, Grosso e Dossena, che sono alcune soltanto tra le stelle di questa MFC. Per non parlare ad esempio della formazione invece del Moreschi, che ha come numero 10 leader tecnico e tattico Andrea Treccozzi come prima punta, che come già diceva Gabri è fermo a 7 gol e tenterà di superare Piccirillo per vincere il trofeo di miglior marcatore di questa MFC. Assolutamente. Intanto ricordiamo che se dovessero esserci problemi di connessione o di qualche interferenza, scrivetecelo in chat, noi leggiamo. Siamo qui, hanno fatto le foto di rito i ragazzi, i nostri fotografi sono sempre puntuali. E adesso discorsi prima di iniziare la semifinale, a guardare attento il Cremona Zappa di Diego Maggini, Mattia Baroni, Bruzzone, perché chi vince, Maldifassi assolutamente, perché chi vince allo Stadio Breda il 2 giugno affronterà proprio il Cremona Zappa che ha superato i rigori di Cardano. Hai seguito la partita? Come è andata? La lotteria vincente ai rigori? Allora, ci sono stati alcuni errori tecnici, però ci sono state anche grandi prestazioni da parte dei portieri. Ovviamente da sottolineare quella di Maldifassi sia attaccando che difendendo la sua porta. Esatto. Un grandissimo gol. Si è dimostrato un portiere a tutto tondo, potremmo dire. Mentre sembra tutto pronto, Si sente nulla? fateci sapere se si sente in chat. Grazie ragazzi per il feedback, un saluto a Cristian Zappalà. Siamo partiti, è iniziata Moreschi e Torreconti, primo pallone proprio agli uomini in maglia blu, che però regalano a Petrosino, che adesso può portare. Va ad aprire Petrosino, subito a cercare Merlo, che va direttamente in porta. Subito al tiro, sì. Ha bloccato, tranquillo, Pedotti. Pedotti ha dimostrato grandi cose, parlavamo prima di portieri. Non era da subito il titolare. Esatto, non era forse proprio tra i convocati dell'Ettore Conti, si è aggiunto a torneo in corso e ha già fatto vedere grandi cose, mentre forse il Moreschi dall'altro lato ha sempre dimostrato una grandezza importante in attacco, peccando come per esempio nel 4-3 contro il Tito Livio un po' dietro. Oggi sarà importante rimanere solidi per gli uomini in maglia rosa, perché di qualità ce n'è, lo dicevi anche tu prima Gabri. Sì, a centrocampo, sempre parlando di aggiunta a torneo in corso, abbiamo Dianefo appunto, che durante le prime partite non c'è stato in quanto non poteva ancora partecipare. Si è unito, se non sbaglio, alla terza partita, se non addirittura già alle fasi finali. Sì, assolutamente, è stata un'aggiunta
importante perché soprattutto a livello fisico, guardalo, svetta su tutti, è senza dubbio il più alto in campo, il più fisico tra l'altro. Sì. Lo terrà massa Lutea, muscolare, guarda, massa muscolare da senza... tenere Lutea perché è l'unico che a centimetri regge il confronto. Assolutamente. Massa muscolare senza, potremmo dire, senza nessun concorrente in questa MFC. Probabile, assolutamente. Tanto Moschio invece, probabilmente parlavamo di Treccozzi come leader tecnico del Moreschi, lui è lo stesso ma per Lettore Conti, quindi Anefo prova una verticalizzazione che non capisce Dossena, o meglio, un po' lungo il pallone, esatto. Buona l'idea, meno la realizzazione. Esattamente. Con Lettore Conti come va? Che so che c'è qualche diatriba. Intanto attenzione a Iemane che si addormenta. Scusami Gabri, ti stavo chiedendo prima di questo brivido se vi hanno fatto pesare, so che siete anche vicini praticamente di casa a livello scolastico con Lettore Conti. Fortunatamente no, però nel caso in cui dovessero arrivare in finale, se non addirittura vincerla, li sentirete. Sì, assolutamente. L'ultimo giorno di scuola sarà molto pesante. Attenzione, Treccozzi che si muove verso la porta. Treccozzi prova a saltare. Attenzione, ancora Treccozzi, prova il dribbling da solo contro tutti. Fallo dubbio. Lo so. Si era involato da solo contro tutti Treccozzi. L'unica maglia rosa nel marasma blu. Il fallo c'era. Punizione. Forse sarà proprio Treccozzi a tirarla. Probabilmente. Direi proprio di sì, con il suo piede. Ha già fatto 7 gol in questa MFC, lo dicevamo in intro, sta inseguendo Piccirillo. Tutte su azioni. Tutte su azione, forse un calcio di rigore. Forse un calcio di rigore, sì. Tra l'altro tutte azioni coronate, cioè tutte azioni in tre occasioni ce l'ho proprio in mente che ha fatto una serpentina, però si avvicina Petrosino, la barriera è folta. 4 giocatori in barriera per Lettore Conti, 5 giocatori in barriera. Sì, esatto. No, ancora 4. Cambio di marcatura, Andianefo va a tenere Treccozzi. Però Petrosino andrà in porta. Probabilmente. È la distanza giusta per tirare. Conta i passi Petrosino. Attenzione, che gol! Petrosino sblocca la semifinale! Il primo gol di questa semifinale per la Milano Football Cup 2024 è una perla di Petrosino. Cosa ha fatto, Gabri? Mamma mia, veramente. Sopra la barriera il portiere non ha potuto nulla. Punizione imparabile, perfetta, una perla. Si è allontanato Treccozzi per lasciarla al numero 9, anche lui subentrato a torneo in corsa. Scelta corretta. E beh, direi assolutamente di sì, gol clamoroso per sbloccare 1-0 l'Apo Petrosino. Ha già battuto Lettore Conti perché chiaramente non c'è VAR che tenga, il gol è arrivato da punizione sicuramente buono. Scacca Barrozzi. Maullu prova ad andare a cercare Treccozzi. Inserimento non riuscito. Sempre per fare un appunto invece sui giocatori delle attenzione. A cercare Andianefo questo pallone e Iemane è costretto ad uscire. Petrosino prende posizione con il fisico, poi forse con un braccio Moschio non ha visto quella, può pulire il pallone. Adesso Lettore Conti può gestire e cercare di recuperare. Ma la partita è sicuramente in salita perché è partito forte il Moreschi con questa perla su calcio di punizione che sblocca il match. Gran destro di Lapo Petrosino, pallone a cercare Andianefo che praticamente sta già facendo la punta. Lutea chiude in fallo laterale. Lettore Conti adesso deve cercare di non sbilanciarsi per non subire il secondo gol, perché come abbiamo visto già i centrocampisti si stanno lanciando in attacco. Tanta attenzione a questa possibilità di contropiede, Merlo sul fondo, rientra, va a cercare senza riuscirci Minola. Pallone che finisce sul fondo, è partito forte il Moreschi. Assolutamente sì. Lettore Conti adesso deve cercare di non prendere imbarcate.
La partita è ancora lunga comunque, quindi Lettore Conti sicuramente dovrà giocare con il cronometro, non forzare la giocata, perché appunto poi con la velocità di Merlo, di Trecozzi e di Petrosino è il Moreschi che può fare male, raddoppiare e appunto rischia l'imbarcata così facendo. Quindi adesso gestisce con Moscheo che è andato a fare il vertice basso, palla per Maccarone. Largo si fa vedere Galantucci che ha giocato punta contro il Vittorini di Bendoni ai quarti di finale, oggi recupera la sua posizione naturale, quella di terzino, anche perché ha recuperato Scacca Barrozzi che ha scontato il turno di squalifica proprio contro il Vittorini per un rosso rimediato agli ottavi contro la Manzoni. E adesso rimesta Moreschi. Moscheo costretto a ricominciare. Abbiamo visto martedì una partita piena di giocatori tecnici, ma paradossalmente poi il match è finito 0-0. Questo gol in avvio, ne abbiamo già un po' parlato, come può trasformare la partita? Cioè rischia il Moreschi di chiudersi dietro, probabilmente rischia di essere una partita noiosa, ovviamente noi non ce lo auguriamo. Però intanto scusami, poi ti lascio parlare perché qua c'è Petrosino che può andare via in velocità, sta arrivando dall'altra parte Trecozzi, gli rimane dietro il pallone chiuso, arriva Prodomi ad alimentare. Forse subisce fallo, non secondo l'arbitro, apertura dall'altra parte dove c'è Trecozzi che mette giù con il quadricipite 1 contro 1, Galantucci chiude, poi forse fa fallo su Minola, no, rimessa laterale. Dimmi pure Gabri, che partita vedremo secondo te? Allora, a mio parere questa qui sarà una partita in cui adesso il Moreschi, nonostante il primo gol, cercherà di portarsi sul doppio vantaggio. Infatti, come possiamo vedere, il tridente d'attacco è molto alto, rimane molto alto e aggredisce subito la difesa avversaria. Cercheranno di puntare anche molto sulle ripartenze quelli del Moreschi, ma Lettore Conti adesso deve cercare di gestire la palla e arrivare in porta senza lanci lunghi, perché rischia di trovare un Moreschi chiuso molto in difesa a parte i suoi 3 attaccanti e quindi trovare un muro difensivo anche molto imponente, in cui la forza della squadra rischia di farla. Quindi Alefo intanto ha aperto bene per Galantucci, può portare qualche uomo a Lettore Conti, forse un po' di fretta Galantucci qui e Lutea in 2 tempi riesce a liberare, solo per un attimo perché c'è Idawi che apre dalle parti di Scacca Barrozzi, non trovato l'1-2, quindi Dossena da Pitrelli. Regala a Lutea, raccoglie, poi verticale da Petrosino, spalle alla porta, prova una girata, anche qui un po' di fretta. Adesso Ndiane fu. Calza il pallone a cercare Moscheo, palla interessante, Moscheo, bello il controllo, sta arrivando Lutea, vediamo chi arriva per primo sul pallone, Jerry Lutea, poi Moscheo che l'ha tenuta, lo salta, Moscheo gli emane con i piedi, si è addormentato Enrico Lutea. Moscheo ha avuto una grande chance, Gabri. Rischia veramente un pasticcio qui il Moreschi in fase difensiva, in 2 a chiudere su un pallone che probabilmente si stava andando fuori da solo, sono riusciti a tenerlo in campo regalando a Moscheo che in questo caso poteva addirittura passarla al suo compagno per chiudere facilmente a rete. Questo qui è un gol mancato, potremmo definirlo un gol mancato per Lettore Conti. Era una grande chance, Moscheo ha fatto un solo gol, ma lo dicevamo, è entrato a torneo in corso e ha messo la palla che poi è diventata il gol di Intini contro il Vittorini. Qui mette il cross dalla bandierina, dove arriva Scacca Barrozzi che non trova la palla, o meglio sì, ma non trova poi la porta. Il pallone finisce sul fondo. Sempre 1-0 il punteggio. Per fare un appunto anche sulla qualità dei singoli del Lettore Conti, abbiamo anche Maccarone ad esempio, che è il leader della difesa, il numero 4, che in questo momento milita nelle giovanili del Renate, quindi dal punto di vista dei singoli probabilmente in questo momento Lettore Conti potrebbe addirittura vincerla, però deve giocare di squadra e cercare di costruire per arrivare in porta. Hai detto bene Gabriele, è una partita piena di individualità, perché tu mi hai parlato giustamente di quelle del Lettore Conti. Vediamo qui Moscheo servito proprio da Maccarone, anche Scacca Barrozzi è un grande attaccante. Intanto qui vediamo il confronto con Ghiacci, entra in area di rigore il 9, bravo Ghiacci a tenerlo lontano, a chiudere in calcio d'angolo. Ma dicevo, a proposito di individualità, appunto in difesa abbiamo il 3 del Moreschi che è Ghiacci, un grandissimo talento per le retrovie in maglia rosa, e il tridente si commenta da solo. Ovviamente. Quando ci sarà il cooling break poi ti faccio una domandina, Gabriele. Calcio d'angolo di cui ovviamente si incarica il capitano Niccolò Moscheo. Poche maglie blu nell'area di rigore. Strano perché comunque sono sotto, forse
È uno schema, è direttamente un tiro, Yemane così e così, poi Indianefo va a dar fastidio, smanaccia ancora il portiere. Poi Trecozzi, pizzica dove c'è Merlo, c'è tutto solo arbitrio. Merlo non lo serve, poi litiga con il pallone, ma porta a casa rimessa. Non è d'accordo Moscheo. Prodomi largo da Ciaciulli che poi va da Petrosino. Sicuramente è partito bene il numero 9, oltre al gol ha fatto già vedere qualche bella giocata, qui lo tiene Dossena molto bene, rimessa dal fondo. Vidrio bravissimo qui in interdizione, poi accarezza il pallone con la suola, prova a sterzare, chiuso. C'è ancora Galantucci che regge l'urto in mezzo a 4 maglie rosa, la fa passare Moscheo. Fallo battuto velocemente. Sì, Maullo poi va ad aprire proprio di arbitrio Trecozzi. Carezza il pallone con la suola, poi 1-2 con arbitrio. Sempre due giocatori su Trecozzi possiamo vedere. Sì, lo tengono stretto. Infatti secondo me per come l'ha preparata Dagnone il gol su punizione è stata proprio una vera sfortuna, perché secondo me conoscono gli uomini forti del Moreschi, sanno come devono marcarli, e però su una punizione alla fine partita così come quella di Lapo Petrosino si può fare poco. Intanto qui Maullu prima esce bene, poi viene chiuso. Moreschi può gestire il possesso. Adesso sì, giocheranno già da adesso col cronometro perché siamo sul risultato di 1-0, ricordiamolo, gran gol di Petrosino su punizione. Adesso Merlo, tocco per Trecozzi che alza il pallone a cercare proprio arbitrio, Maccarone, anzi Gruosso puntuale. Pitrelli a cercare Scaccabarrozzi, il pallone un po' lungo, forse fuori gioco, nel dubbio esce Yemane e rende anche giocabile. Intervento pulito qui del portiere assolutamente. Moreschi sta giocando molto bene sulle triangolazioni, soprattutto dal lato di destra, con arbitrio Trecozzi e Merlo, che riescono sempre a fare degli ottimi interscambi. Infatti continua il possesso del Moreschi che non ha ragione di aver fretta, anche se qui il pallone è dato in verticale dove c'è Galantucci a schermare, poi arbitrio con la testa e Maullu che invoca il pallone, lo tiene e apre dalle parti di Trecozzi che alla fine si è spostato sulla destra mentre a noi avevano detto che avrebbe fatto la punta. Centralmente da Maullu, anzi Minola, poi di nuovo Trecozzi su di lui Scaccabarrozzi, alla fine Maullu apre da Ciaciulli. Maullu sventaglia, Galantucci lo aspetta lì, adesso può ripartire Lettore Conti con Pitrelli, non riesce a far passare questo pallone, quindi Ciaciulli. Lunga serie di rimpalli che riesce a uscire, riesce a guadagnare Lettore Conti un fallo sempre per la forza muscolare di Indianefo che strappa, porta via il pallone. Assolutamente. Attenzione, cambio di gioco del Lettore Conti. Pitrelli con l'esterno per Galantucci. Dentro. L'arbitro ricomincia da Lutea. Attenzione, rischia qualcosa in difesa Lettore Conti e i Moreschi. Tiro. Centrale, il tiro di Scaccabarrozzi. Raccoglie Yemane.
pallone rinvia, Merlo non riesce a mettere giù. Grosso, Maccarone, cerca di impostare, non trova compagni liberi, prova adesso a centrocampo, fallo, riesce a guadagnare un fallo retro conto. In questo momento si stanno scatenando le curve delle Stanno due sgranando squadre. le curve. Quanto fa una curva in un contesto come questo? Cioè sentirsi supportato dalla propria gente, dai propri compagni di scuola. Probabilmente fa molto, però su alcuni giocatori magari può scatenarsi anche una sorta di pressione, una sorta di ansia da prestazione potremmo definirla magari, alcuni potrebbero anche entrare in panico, però non mi sembra il caso né dei giocatori del Moreschi né dei giocatori dell'Ettore Conti. Assolutamente, mentre qui Moscheo ha provato praticamente dalla mediana a calciare in porta e la palla è finita sopra la traversa. Arrivano i fischi, appunto tu parlavi di pressione, i cori magari gasano, i fischi un po' di pressione te la mettono. Ups, scusate. Lutea, Galantucci pronto a schermare alla rimbalza dalle parti di Ghiacci che poi mette giù. Prova a pulire, arbitrio, Moscheo su di lui, arbitrio lotta, Moscheo usa forse un po' le braccia, regge l'urto il 68, non vuole perdere il pallone, è delicato, infatti torna da Ghiacci. Ottimo disimpegno del Moreschi che adesso rischia qualcosa, riesce a uscire bene invece Maullo. Dall'altra parte Ciaciulli. Petrosino. Prova ad andare Petrosino, poi accarezza il pallone e prova a farlo passare con la punta, senza riuscirci. Adesso Prodomi. Che va a crossare dalle parti di Minola, raccoglie tranquillo Pedotti, che ha già rimesso in gioco dove c'è Pitrelli. Stop così e così, se la aggiusta con la testa, poi esterno da Scaccabarrozzi. Galantucci. Maccarone. Grosso. Ancora Maccarone. Prova ad impostare. Lancio lungo. Suglianeco. Però finisce nelle braccia del portiere. Una volta Iemane pasticcia, quello deve stare attento. Qui il pericolo era lontano. Ma già in un paio di occasioni ha fatto passare un brivido sulla schiena dei tifosi del Moreschi. Dossena devia la palla fuori, rimessa laterale. Attenzione, forse fallo chiamato dall'arbitro per il Moreschi. C'era. Partita molto interrotta in questo frangente. Secondo me, paradossalmente, nonostante il risultato non sia di parità, perché lo ricordiamo, siamo 1-0 per il Moreschi, si stanno ancora studiando di fatto, perché dopo il capolavoro di Petrosino non ci sono più state occasioni, se non quelle derivate da rischi di Iemane. Tanto bello il lancio di Lutea a cercare Attenzione! Giocatori a terra. Maccarone? Sembra sia Maccarone con la terra. Sì, mi sembra anche a me. Viene sollecitato da quelli delle Moreschi a tirarsi su, ma anche violentemente. Tu hai visto qualcosa, Gabri? Non ho visto niente, non ho visto il pallone. Cerchiamo di capire. Quindi possiamo vedere il replay, vediamo se è successo qualcosa. Eh sì, le nostre telecamere non hanno preso il momento, ma intanto c'è cooling break. Parlavamo prima di tridenti e quello di oggi del Moreschi è importante. Abbiamo visto Petrosino, Treccozzi e Merlo. Ma erano più forti loro o tu, Mozzon e Abbaterusso? Ovviamente io sono di parte, non posso esprimere un'opinione del genere, però c'è da dire che il nostro tridente probabilmente aveva una certa cattiveria dalla sua. Avevamo Abbaterusso che comunque metteva molta grinta su tutti i palloni,
io e Mozzon che metteva un livello fisico pauroso e io che potevo mettere dalla mia anche una certa sgambata a livello tecnico. Però sono due tridenti diversi con caratteristiche differenti. È vero, è vero. Magari quello di oggi predilige la tecnica, il vostro forse in un certo senso era più efficace, nonostante poi Trecozzi abbia fatto 7 gol e Petrosino oggi l'abbia messo in porta. Assolutamente, forse dalla parte del Moreschi potremmo dire che c'è un livello tecnico più alto e anche una possibilità di saltare l'uomo nell'1 contro 1 maggiore rispetto a quella che c'era nel nostro caso. Però le conclusioni anche dalla nostra parte non sono mancate. Assolutamente, due bellissimi tridenti, sarebbe stato vederli l'uno contro l'altro, sarebbe stato bello. Chi vince oggi si gioca una finale, diciamo, quella dell'anno scorso, ne parlavo con Fabio l'altro ieri, è magica a modo suo, perché nonostante il campo non fosse proprio un vero e proprio stadio, ci sono state 1500 persone, è stato un evento clamoroso, però in una semifinale c'è già la testa a cosa poi potrebbe esserci dopo, oppure la testa è ad adesso? La testa probabilmente è adesso, i giocatori stanno cercando di viversi il momento e di dare il meglio in questo frangente. Probabilmente non sanno ancora chi passerà, tutto è possibile in una partita, come sappiamo nel calcio tutto è possibile, la palla è rotonda, può succedere di tutto. Il Lettore Conti in questo momento potrebbe addirittura rimontare e andare in finale, come il Moreschi potrebbe fare l'imbarcata. Mentre siamo ripartiti sul punteggio di 1-0 dopo un episodio dubbio che non abbiamo neanche potuto rivedere, quella poi ha chiamato cooling break e adesso si riparte con Lettore Conti che porta il pallone in avanti, guadagna rimessa laterale, quindi può portare qualche uomo dalle parti di Iemane. Le mani Moscheo per Pitrelli che ridà il 10. Prova a mettersi in proprio Moscheo, cerca di passare in mezzo a due, Arbitrio torna e gli scippa il pallone. Poi Maullu con la punta regala da Hidawi che pulisce, Galantucci di nuovo Hidawi, dall'altra parte sta arrivando Dossena. Rientra sul mancino Dossena, anche se non è il suo piede, infatti poi prova a riportarsela sul destro venendo chiuso, anche perché può ripartire il contropiede del Moreschi, ma Cendiane fu pronto. Palla recuperata, ottimamente. Ottima fase difensiva e offensiva in questo momento. Lui che starebbe giocando mezzala in realtà, però lo stiamo vedendo in tutto il campo. È proprio questa la sua forza, secondo me. Mentre in chat saluto un grande attaccante di questa stagione della Milano Football Cup, Fabien Cordera. Abbiamo visto prima anche Zappalà del Pasolini. Mentre Maccarone per rimbalzare addosso a Trecozzi, porta a casa rimessa a Lettore Conti. Moscheo scende a fare da vertice basso. Grosso per Dossena. Chiuso. Dovrà girare. Torna dietro da Grosso, che torna addirittura dietro dal portiere, da Perotti. In difficoltà. Però pulisce palla bene. Per Galantucci. Palla rimessa laterale per il Moreschi. L'arbitro si incarica della rimessa con le mani. Dawi giù con il petto per Galantucci. Adesso va ad aprire dalle parti di Dossena. Ottimo disimpegno di Petrosino. Poi cerca Ciaciulli, ma il pallone è lungo, rimessa laterale per Lettore Conti. Mentre siamo intorno al 25esimo, il punteggio è sempre di 1-0. Palla a metà centrocampo, palla per Trecozzi, attaccato da 3 giocatori. Galantucci recupera la palla. Triplicano sempre, infatti è così.
Moscheo prova a tenere il pallone in mezzo a 4 uomini, poi forse vuole sempre qualcosa di troppo Moscheo, parte sempre bene nella giocata, mentre qui arbitro è bravo a pulire il pallone, ma poi chiaramente ne salti 1, 2, 3 al quarto, prima o poi te la tolgo. Assolutamente, ha provato già 2 o 3 volte a mettersi in proprio Moscheo, ma sono troppi gli avversari. attenzione, insulti diretti ai giocatori in campo. Beh, e anche questo è il football. Dossena per Dianefo, tiene palla, la difende, allarga le ali, attaccato forse un po' troppo da troppa eruenza di Prodomi, che però attenzione, forse guadagna fallo. Forse l'arbitro ha visto male, ha visto Dianefo sbracciare troppo. Ha fatto il gesto della maglia tirata, quella, quindi probabilmente ha punito prima quello, poi sicuramente Prodomi ha un po' scalciato, quindi un richiamo al 17 ci potrebbe stare. Sul pallone Ciaciulli prova a sventagliare dalle parti di Recozzi, ma trova la testa di Galantucci, poi Minola, Aidawi senza Fronzoli, c'è solo Arbitrio che lascia rimbalzare, sta arrivando forte Intini, così e così Arbitrio, ma poi riesce a pulire questo pallone, Prodomi, ancora per Arbitrio che prova a saltare in Dianefo senza riuscirci, Aidawi di nuovo per il 22 che spinge Arbitrio, quella se ne infischia e non fischia. Partita molto fisica in questo momento. Attenzione! Scaldano gli animi. Potrei mettere le mani addosso a Maulio. Deve tenere botta. Quella. Moscheo si mette in proprio. Prova ad andare da solo, cerca il fondo, occhio chi si muove dentro. Moscheo messo giù. Allora finisce sul fondo ed è rimessa dal fondo secondo quella, anche se Moscheo rimane per terra. I giocatori dell'Ettore Conti stanno chiedendo il rigore. Come ti è sembrata questa azione? Moscheo si è messo in proprio, è stato messo giù, hai visto contatti, Gabri? Allora, secondo me la decisione dell'arbitro è corretta, però andrebbe visto più nel dettaglio perché comunque noi siamo lontani, magari siamo stati coperti dai giocatori e non abbiamo potuto vedere. Questo è in assoluto, infatti secondo me quella, guarda, Gabri sta consultando il VAR, adesso gli diranno se andarla a vedere, se si può ripartire. Moscheo ha già il pallone in mano, tra l'altro, carichissimo, molto sicuro di sé, esatto, molto sicuro di aver subito un fallo a questo punto. Vediamo, il punteggio è sempre di 1-0. in questo momento oscurano troppo visuale, Moscheo viene direttamente allo schermo del VAR. Dai replay purtroppo non si può capire, quindi adesso dai nostri replay non riusciamo a vedere contatti perché siamo molto lontani. Adesso capiremo con le altre immagini a disposizione del VAR se quella cambierà idea, perché per ora ha dato rimessa dal fondo. Mentre un bel momento la curva del Moreschi regala un cono a Trecozzi se ne accorge e saluta i suoi. Si prolunga, attenzione, il consulto con il VAR. Il drone in quel momento non era attivo. Sai che non ci ho fatto caso, probabilmente no, sarebbe effettivamente stato di ottimo aiuto. Un occhio in più, assolutamente.
Grazie. Attenzione, l'arbitro non va a vedere il replay. Mi sa di no, però stanno ancora guardando, forse troppi giocatori del Moreschi vicino allo schermo della revisione. Attenzione perché non so se Guella vuole allontanare i giocatori del Moreschi o rivederla, allontanare direi e adesso fa anche il gesto, quindi riguarda Ernesto Guella al VAR se il contatto tra Moscheo e uno dei difensori del Moreschi, perché ce n'erano 4-5 attorno al numero 10 e non ho visto chi ha commesso l'ipotetico fallo, il contatto. Forse Ciaciulli potremmo dire, perché entrava da destra, quello potrebbe essere assolutamente. Dal lato suo di competenza. Accendono anche i fumogeni, quelli del Moreschi. Aria destinata a surriscaldarsi ancora di più. Sì. Si sta prolungando il colloquio e la revisione dell'episodio, forse perché appunto era troppo coperto Trecozzi, scusatemi, ovviamente Moscheo era troppo coperto anche per le altre delle nostre telecamere. Sarà un recupero ampio, stavamo giungendo al termine del primo tempo con il Moreschi in vantaggio per 1-0. Ha deciso Guella, calcio di rigore! Possiamo dire dubbio? Forse sì, forse no, perché purtroppo per noi sicuramente è dubbio non avendo le immagini. Quella avrà visto qualche altro punto di vista, qualche altra telecamera e ha deciso calcio di rigore. Ovviamente Moscheo ha già il pallone in mano, certo. Chiaramente. Si autoincarica lui in veste di capitano. L'ha anche subito, direi che a questo punto se lo merita. Sì. Nicolò Moscheo che vedremo se lo trasformerà. Esatto, ha segnato contro la Manzoni al suo esordio con Lettere Conti agli ottavi di finale. Poi non ha trovato il gol contro il Vittorini, ma ha giocato una prestazione veramente di quantità oltre che di qualità. Parte Moscheo, e poi non può riprenderla Scaccabarozzi per regolamento, quindi in realtà è rimessa dal fondo per Iemane, ma mi sa che questa Guella non lo sa. È troppo angolata. Palo pieno di Moscheo. Ettore Conti a centimetri da riportare la partita in carreggiata. Come ha calciato? Come ha calciato Gabri? Ha aperto bene il piattone, sarebbe stato un ottimo rigore se fosse stato qualche centimetro più ovviamente nello specchio della porta. Purtroppo palo pieno. Attenzione perché ancora c'è qualcosa da... Forse rigore da ribattere? Perché è entrato... Mi sembra di aver visto entrare Scaccabarozzi nell'area di rigore. Però in quel caso dopo l'errore non avrebbe senso ribatterlo, perché il primo ad averlo toccato è uno dell'Ettore Conti. Tra l'altro per regolamento dopo un palo non può toccarla un giocatore, quindi in teoria sarebbe rimessa per Iemane, ma quella segna calcio d'angolo. Battuto corto, Valentini fa fallo in attacco, direi ineccepibile. Sì. Siamo sempre 1-0 per il Moreschi, marcatore Petrosino con un gran gol da punizione. Mentre entra Nicolò Losco nel Moreschi, centrocampista, che va a sostituire, se non ho capito male, Prodomi. Pallone che si impenna, poi testa ad allontanare e Aidawi, senza pensarci due volte, spara lontano. Losco al primo pallone, si appoggia da Ciaciulli, sta arrivando Ndiane Fo che tocca per ultimo, rimessa a Moreschi. Partita in questo momento molto confusa. Confusa sì, ma ti dico che secondo me abbastanza
da dopo il gol. Ancora nelle righe. Sì, da dopo il gol è stata una partita un po' complicata, poche giocate di squadra, tecnicismi, scusami, mi sto incartando. Da entrambe le parti. Esatto. È diventata una partita fisica, di palle lunghe. Guarda qui. Trecozzi non ha ancora brillato, non si è ancora acceso. È vero. Abbiamo visto nella prima parte, prima del cooling break, abbiamo visto alcune azioni, alcune triangolazioni in fase d'attacco, ma per ora mai incisive al punto giusto. No, esatto. Ancora nessuna occasione. Maccarone va da Pitrelli, prova ad alzare il pallone in cerca di Indianefo. Lutea protegge Iemane che preferisce andarci coi piedi, poi attenzione perché Moscheo mette giù, poi fallo chiaramente. Pinola, Una era giallo, giusto così, anticipato. A questo punto Gabri è anche interessante la posizione perché Moscheo prima ha calciato dal cerchio di centrocampo, quindi secondo me andrà a tirare anche da lì. Probabile. E se non tirerà, viene allontanato invece da Indianefo. Si incarica, se non sbaglio, Pitrelli della punizione. Pitrelli rassicura Moscheo, che probabilmente è un po' su di giri per il rigore sbagliato. Lui, però Pitrelli, anche se con collaborazione speciale di Valentini, ha fatto gol su punizione contro il Vittorini, io l'avrei fatta battere a Moscheo. Però il campo ci insegna che non si può mai sapere, quindi Pitrelli con 2 uomini in barriera andrà verso la porta di Iemane. Mentre arrivano i fischi di paura, arriva anche il fischio di Guella. Pitrelli, barriera piena e Moscheo non l'ha presa bene. Arbitrio per ribaltare il campo, va a cercare Trecozzi, il pallone è un po' lungo, ma Carlo lo lascia rimbalzare. Tranquillo Pedotti. Cosa deve fare l'Ettore Conti? È giusta, scusami, attenzione, perché c'è Maullu che sterza su un Indianefo che rimane lì. Prova a girarsi un paio di volte Maullu, poi torna da Losco e adesso Petrosino. Aspetta la sovrapposizione di Losco, cercato, ottima, metti in mezzo e poi Merlo 2-0. Moreschi ha tenuto il pallone in campo, Losco forse sarà da rivedere la posizione e poi ha fatto gol Alessandro Merlo 2-0. Ottima azione del Moreschi qui, assist di Losco appena entrato. Poi tra l'altro palla a scavalcare il portiere, ottima, nulla da dire. Bella anche la palla di Petrosino per Losco, anche se da rivedere la posizione forse Gabri, ma la palla è molto interessante. Sulla sovrapposizione, poi anche il cross 2-0. Arbitro sta aspettando la conferma del VAR per far ripartire il gioco. La posizione appunto di Nicolò Losco che si è sovrapposto alle spalle del terzino, quindi alle spalle di Dossena. Adesso da capire la posizione slide indoors perché ne parlavamo nell'intro. Moscheo poteva pareggiare, ha preso il palo e adesso siamo 2-0. La partita sempre più in salita per l'Ettore Conti. Moscheo chiede l'intervento del VAR, viene richiamato dall'arbitro e dallo staff dell'MFC. Voleva una revisione VAR, si sta ancora mangiando le mani praticamente letteralmente. Gol valido. Sembrerebbe di sì. Confermato. Si riparte. Moscheo sempre da solo, cerca di portarsi la squadra sulle spalle. Sì, adesso entra in area di rigore, poi apre, arriva il cross Iemane. Forse un po' troppo alto. Sono 2-0 Moreschi con gol di Petrosino e Alessandro Merlo. Ne manca soltanto uno per dirlo io, per il tridente. Salutiamo anche Thomas Savoia, uno dei centrocampisti di maggior qualità del nostro torneo. Messo giù in questo momento Petrosino, rimane a terra.
sembra quasi che il Moreschi adesso, dopo aver raddoppiato, stia cercando di perdere tempo, potremmo dire, di gestirla, far la partita a suo ritmo. Ed è quello che devono fare. Perché arrivano fuori dalla dubbia eleganza. Sventaglia l'utile a cercare Maullo, su di lui Galantucci. Palla fuori. Palla fuori. C'è anche Tommaso Saluzzi, un chat tra gli spettatori della seconda semifinale, esatto, tra gli spettatori d'eccellenza, uno dei migliori centrocampisti anche lui a livello quantitativo, a livello qualitativo della nostra Milano Football Cup 2024, con il pallone a cercare Maullo all'interno dell'area di rigore. Attento Maccarone, adesso Moscheo, vediamo se riesce a passare. Questo è giallo, cartellino. C'è la Minola che forse era già ammonito, attenzione. Questo giallo, attenzione. E rosso a Minola, attenzione. Rosso a Minola. Era già stato ammonito in precedenza. Rimane in 10 il Moreschi. La partita può cambiare. La partita in questo momento si fa molto più interessante. Il Moreschi è avanti 2-0 ma con un uomo in meno. Adesso probabilmente Lettore Conti cercherà di spingere il più possibile per non andare negli spogliatoi sotto di 2 gol. Moscheo va ad aiutare Maullo ad alzarsi, Per anche capire in area di rigore. Esatto, le sue condizioni. Perché il dubbio del Lettore Conti, del Moreschi sulla ripartenza di Moscheo era proprio che ci fosse un uomo a terra. Però è un fallo in ripartenza, è un fallo da giallo, l'espulsione ci sta. Nonostante sia stato fatto a metà campo. Stava ripartendo in campo aperto Moscheo, un giallo ci sta. Giusto così, la posizione di prima anche. Santucci si trova a strada sbarrata, arbitrio chiude il fallo laterale. Dossena per Maccarone. Tutto solo, può portare palla. Anche andare al tiro Maccarone, invece va a cercare Pitrelli, sponda Moscheo contro Lutea. Apre saggiamente da Scaccavarozzi, che calcia in porta, palo! Ancora quel legno. Petrosino su Moscheo in break, attenzione. Fatto fallo, dicevi Gabri? Porta stregata per Lettore Conti, 2 pali. Attenzione. Anche se non è d'accordo, intanto qui Moscheo aveva recuperato il pallone su Petrosino, quella ha visto un fallo, non è d'accordo il capitano, infatti dubbio sull'irregolarità dell'intervento del capitano del Lettore Conti, ma sarà calcio di punizione per Iemane. Come stavi dicendo, ci sono diversi spettatori di eccellenza oggi, come avevi evidenziato prima. Anche sugli spalti, perché qualcuno del Cremona è arrivato a vederla, finisce in questo istante, credo, il primo tempo tra Moreschi e Torre Conti, siamo 2-0, in gol Petrosino e Merlo. Che partita è stata, Gabri, fin qui? Per ora è stata una partita equilibrata sul piano tecnico-tattico, però le occasioni ci sono state da entrambe le parti, ma il Moreschi ha saputo farsi valere di più, ha saputo concretizzarle. Lettore Conti purtroppo ha preso 2 legni, ma le occasioni ci sono state comunque. Adesso sarà un secondo tempo tutto da goderci, perché il Moreschi è rimasto in 10, è sì in vantaggio di 2 lunghezze, ma c'è tutto un secondo tempo da giocare. Lettore Conti è un uomo in più, e allora tra poco
Siamo tornati in live, eccoci, chiedono chi ha segnato. Siamo 2-0 per il Moreschi, gol di Petrosino su punizione e Merlo dopo bella azione proprio di Petrosino che ha imbucato sulla sovrapposizione di Losco, cross sul secondo palo e Merlo non deve fare altro che appoggiare in rete. Sempre in diretta con Gabriele Mercuri. Me ne parlavi prima del primo tempo, invece adesso che secondo tempo ti aspetti? Adesso mi aspetto un Ettore Conti che proverà a spingere, si metteranno probabilmente a due in difesa a impostare con Maccarone e Grosso, e i terzini spingeranno molto, specialmente ovviamente Galantucci e Dossena, che comunque hanno un'ottima falcata e possono creare pericoli in fase offensiva. Insomma, sarà una partita ancora da vivere, perché appunto sul finire di primo tempo per doppio giallo Minola è stato espulso, quindi salterà la finale, ipotetico ovviamente perché è ancora tutto da vivere, però c'è della carne al fuoco, perché sì, siamo 2-0, ma appunto l'Ettore Conti è un uomo in più, pronto il Moreschi a rimettere in gioco, pronto a fischiare quella. E allora siamo ripartiti. Maullu va da Petrosino, subito inviare su di lui. C'è Camarozzi, se la toccano, rimessa laterale. Haidawi, centra in pieno Maullu, poi Dossier Dietro da Pedotti. sì. Grosso porta, conosci Grosso, Gabri? Sì. Gioca? In questo momento non lo so, però negli ultimi anni dovrebbe giocare alla Dance Mentre qui raccoglie ancora Pedotti, abbastanza tranquillo, la pressione di Trecozzi. C'è qualcosa da dire proprio Grosso, ne parlavamo poco fa. Galantucci, Maccarone, adesso gira il pallone l'Ettore Conti, non deve avere fretta di incidere, però di lunghezza. Lancio di un fumogeno, male. Gioca Dossena, Dandiane Fo. Allora recupera Picciacciulli, Moschero prova ad andare con la Leonica, corretta di rigore, Moschero sul forse ricomincia da Dossena, è così, mezzo già, Petrosino fa fallo, c'era. Adesso il Moreschi a non fare questi falli inutili a metà campo, che rischiano veramente troppo come il dietro. Ovviamente Conti cercherà di portare più uomini possibile in area di rigore per fare il gol su alternativa. Prima abbiamo fatto il siparetto, aveva qualcosa da dirsi con Pitrelli perché è una condizione molto interessante per i suoi figli, ha battuto l'11, si diceva Moschero che cross sul secondo palo, Dianefo ovviamente ci arriva, ma il pallone si alza a campanile, poi Intini non trova il tempo per calciare, Petrosino in maniera saggia spazza, potrebbe essere un trailer quello che vedremo, ovvero l'Ettore Conti che accorre in mano in area di rigore e il Moreschi che con l'uomo in meno cercare di evitare prima di tutto guai, poi magari trovare il 3-0, ma prima di tutto evitare guai. Per Haidawi, di nuovo Dossena dall'altra parte dove c'è Maccarone. Maccarone in metà, allora
inserisce Galantucci che può colpire col mancino, largo. Siamo tornati dopo un piccolo problema tecnico, adesso Indiane Fone il traffico, prova a reggere l'unto con il fisico, ancora non gliela tolgono, in 5 su di lui, calcio di punizione. C'è stato uno sgambetto, anche secondo me c'è stato un tocco, uno sgambetto sul numero 22 che come sempre si mette col corpo per non farsi superare e in questo caso guadagna una punizione che stavolta penso batterà Moscheo, Gabri. Sì, siamo veramente al limite dell'area di rigore. Andrà ovviamente diretto in porta perché in questo momento Moscheo sta cercando il gol personale, sta cercando la sua rivincita. Ricordiamo per chi non avesse visto che nel primo tempo Moscheo dal dischetto ha colpito il palo, la chance dell'1-1 che poi poco dopo si è trasformato in 2-0. Questo è il calcio, come hai detto tu, tutto è possibile e ne abbiamo già viste delle belle. Rossi, rigori, 2 gol dalla stessa Zolla, dalla stessa Maconella di Petrosino nel primo tempo. Va Moscheo in porta con lo stesso epilogo. Nicola Moscheo fa 2-1, è una mattonella magica perché dopo Petrosino segna anche il capitano del Lettere Conti. Che golasso, prende la sua rivincita personale, potremmo dire. Adesso la partita potrebbe avere un andamento diverso perché i giocatori del Lettere Conti si caricheranno di un nuovo spirito, una nuova voglia, specialmente il capitano che lo vediamo già carico subito per il calcio d'inizio. Adesso è 2-1 Gabri, quindi ci sarà da divertirsi perché il Moreschi rimane con l'uomo in meno, ma uno va subito su, gli rimane un po' immobile, mi permetto di dire. Tanto bella palla di Indiane Fo dove può arrivare Intini che è velocissimo, Intini! All'improvviso Lettere Conti! Incredibile! Splendida palla di Indianefo! Palla di Indianefo, veramente Gabri, all'improvviso da 2-0 a 2-2 in un minuto. Reinventato come centrocampista, imbucata spettacolare. Mentre chiedo come sempre un feedback sulle nostre voci, se si sente bene. Intini dopo il 2-1 pesantissimo contro il Vittorini segna anche il 2-2 contro il Moreschi. Se i gol si pesano ma non si contano, Intini è un giocatore dal peso specifico altissimo. Tra l'altro giovanissimo, Intini che hanno... Guarda, mi coglie impreparato, sarò onesto, ma so che è molto giovane, dovrebbe essere 2007. Sì, 2007, stavo per dirlo ma per non dire inesattezze. E alla fine i decibel che non abbiamo raggiunto a Cardano li abbiamo facilmente raggiunti quest'oggi. 2-2 tra Moreschi e Lettere Conti, tutto da rifare ma con un uomo in meno. Adesso infatti ha colloquio il mister perché ci sono cambi da fare. È entrato sicuramente Miranda. È entrato sempre nel Moreschi Zaramella. Ed entra anche il numero 75, mi dicono dal coordinamento. Ah, Miranda, lo avevamo già segnato, perdonate. Il mister Dagnone dà indicazione di metterci ancora la testa ai suoi conti. In questo momento la testa è quello che ci serve, sia a quelli del Moreschi che a quelli del Lettere Conti. Probabilmente in questo momento più a quelli del Moreschi perché si sono ritrovati in parità dopo 2 minuti.
Praticamente sì, Gabri, assolutamente. Adesso l'Ettore Conti deve sfruttare quest'onda di entusiasmo e invece il Moreschi deve rimettersi con la testa in campo perché praticamente non sono scesi nel secondo tempo. Questi sono errori che si pagano purtroppo. Eh sì. Ghiacci trova Maullu. Calantucci con il corpo trova Moscheo. Attenzione, brutto fallo. Moscheo ha subito già un sacco di falli, ha causato il rosso di Minola, ha fatto il gol su punizione, il rigore è già un lontano ricordo. Parone per Dossena, così e così, poi fa fallo Dossena, mi sa che è giallo anche questo. Fate così. Non mi trovo d'accordo in questo momento, c'è stata... Giallo generoso? Sì, è stato un po' accentuato da Maullo in questo caso il fallo. Dicono che non si sente benissimo, ma io nel frattempo commento questa occasione di Moscheo, che probabilmente causerà un altro cartellino giallo. 3 gialli in un minuto. Appena entrato già giallo. Questo ci stava perché stava ripartendo Sì. Moscheo, forse l'unico dubbio è quello che dicevi tu. Ha cominciato a tirare fuori un po' i cartellini, sta cercando di riprendere il controllo sulla partita che sta sfuggendo dalle sue mani l'arbitro. Che rischia di sfuggire dalle mani, mi permetto di correggerti perché fin qui quella comunque Arbitrato benissimo, esatto. Zaramella, centralmente da Petrosino che prova a sventagliare, un po' fretta qui per il 9, infatti Merlo predica calma. Adesso Maccarone. Cerca Barozzi per Intini. A cercare Indiane Fo, forse fa fallo. Fallo in attacco, fallo in attacco di Indiane Fo, che è spesso troppo irruento, Gabri. Più che irruento, secondo me è il suo strapotere fisico, abituato a giocare con in una Serie D comunque dove i giocatori sono molto più grandi, sono anche semplicemente d'età, si trova in difficoltà a gestire la sua forza in questo caso. Siamo 2-2, il Moreschi è passato avanti di 2 lunghezze nel primo tempo, poi però è rimasto in 10 e l'Ettore Conti in avvio di secondo ha subito rimesso tutto in parità. E adesso la partita sembra sui binari giusti per gli uomini in maglia blu, per l'armata Conti. Petrosino direttamente tra le braccia di Pedotti, raccoglie tranquillo, vuole il pallone Moscheo, esatto. Petrosino pulisce bene il pallone, poi va via con la suola, inciampa sulla sfera, non c'è fallo, bravo quella. Anche qui non c'è fallo, si gioca, Maullu. Petrosino sul punto di battuta, cross che attraversa tutta l'area di rigore, finisce sul fondo. Vediamo ancora feedback, scusami Gabri, sull'audio perché abbiamo fatto un cambio di microfoni. Stavi dicendo? In questo momento c'è stata palla lunga, punizione battuta non benissimo. Eh sì, poteva fare meglio Petrosino, anche perché ci ha deliziati nel primo tempo.
Due su di lui. Non mette fallo, forse stavolta ha toccato il pallone, era proprio sotto i nostri occhi. In questo momento vediamo sulle tribune tutti in piedi per la loro squadra del cuore. Punizione che sta per essere battuta da Petrosino. Movimento in area di rigore. Ha calciato, Gabri, cosa ha fatto? Potremmo non lo so, un tiro cross potremmo definirlo. Probabilmente non era sicuro neanche lui di quello che voleva fare. È entrato Bisog, me l'ero perso, perdonatemi, nel letto Conti. Sì. Per far rifiatare Dossena, se non sbaglio. Sicuramente per far rifiatare Dossena, esatto Gabri, anche per comunque suonare la carica dietro, perché adesso sono arrivati 2 gol e bisogna però stare attenti a situazioni come queste. Bravo Moscheo a pulire il pallone su Petrosino, adesso anche un po' di campo per andare, largo si fa vedere Indiane fuori, vicino Scaccavarrozzi. Moscheo pensa, appoggia dal 22, poi torna Petrosino, torna anche Indiane, occhio, perché attenzione, palla piena. Palla piena, sì. Dall'altra parte Merlo contro Maccarone, sempre attento, lo dicevi Gabri, Maccarone. Sì, stiamo vedendo comunque nella difesa dell'Ettore Conti, a parte sul secondo gol potremmo definirlo, delle ottime marcature. Assolutamente, poi va detto che il secondo gol è stata proprio una bella costruzione del Monza. Sì, assolutamente. Ottima costruzione e anche ottimo inserimento. Viso che allontana solo per un attimo però, perché c'è Zaramella, Indianefo su di lui, poi pulisce Indianefo trovando solo Maullu, bella croccheta, bello anche il pallone per Petrosino che cerca di nuovo il numero 8 che entra in area di rigore, Maullu, calcia in porta, il pallone rimane di palo, e allora è quella porta Gabri, quella porta, nulla da fare, ancora palo, 4 gol in una porta e nessuno nell'altra. Sì, clamoroso. 2 pali nel primo tempo per l'Ettore Conti, adesso anche il legno di Maullu l'altro, perché nel primo tempo solo il destro è stato preso dai giocatori in maglia blu, adesso Maullu si è inserito bene e dopo la deviazione ha colpito il legno. Palla dietro, arbitro, calcio chiuso. Si è fatto male il piede. Ai, grave. Cosa si è fatto? Mi sa che è grave. Ginocchio? Spero siano crampi. Spero siano crampi. Mirusinghi, Cristian. Adesso speriamo che non nulla di grave veramente, perché Intini ha proprio dall'espressione, non so se hai potuto coglierla anche tu Gabri, era brutta, la smorfia era brutta. Ancora con la gamba alzata? Sbaglio? Come scusami? Ancora con la gamba alzata? Ok, no. Sì, ora è la prima volta che la facciamo, la stanno toccando con delicatezza, esatto. Speriamo siano crampi, ma a questo punto la vedo dura. Non penso siano crampi. Bene perché si rialza lui, però non appoggia neanche la gamba, aia, non riesce a tornare sulle sue gambe. Lo accompagnano fuori Indianefo e Moscheo? No. Sì, il Maccarone. Speriamo non sia nulla. Speriamo non sia nulla di grave. Intini, uomo dai gol pesanti, lo dicevo, ha segnato il 2-2, oggi ha segnato il 2-1 all'ultimo istante nella tempesta del Carraro tra Vettorini ed Ettore Conti, che ha portato fino a qui Moscheo e compagni, uno dei protagonisti. Adesso forse è costretto a uscire e tra l'altro anche in vista di un'ipotetica finale deve augurarsi, e ce lo auguriamo anche noi, che non sia nulla di grave. Finale che ricordiamo sarà il 2 giugno al Breda, Sesto San Giovanni. L'orario ancora da definire, sarà serale, questo lo possiamo dire, un grande evento, sarà in live ovviamente su YouTube, ma vi invitiamo a venirlo a seguire dal vivo, anche se ne andrebbe della telecronaca, ma questo non è ciò che conta.
Questo nuovo è uno dei più esotici cori che ho sentito in questa edizione. Adesso si stega il pallone Petrosino, prima ha calciato facendo imbarazzo anche a noi perché non abbiamo capito che cosa volesse fare, soprattutto un uomo delle sue qualità. Adesso vedremo se andrà in mezzo o cercherà ancora di sorprendere Pedotti. Probabilmente da questa angolazione cercherà di metterla in mezzo, perché vediamo 5 giocatori con la maglia rosa pronti a entrare in area di rigore, molti di più ovviamente quelli del Lettore Conti a difendere il pareggio difficilmente ottenuto. Parte Petrosino, va in mezzo stavolta e libera Idawi, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo. No, rimessa laterale per il Moreschi, può comunque rimanere lì. Attenzione, mischia in area e alla fine esce con il pallone, credo Merlo. Rimessa laterale Moreschi che può rimanere lì. Rimessa laterale che verrà battuta in area. Fatica a vedere, Merlo ha messo giù il pallone sul pressing di Indianefo, provano a girarsi, passa Miranda, area di rigore, poi chiuso. Adesso Moscheo, vediamo se riesce a distendersi il Lettore Conti dall'altra parte. Moscheo temporeggia sulla pressione di Petrosino che lo tiene lì, prova a girarsi il numero 10, poi gira su se stesso, porta a casa rimessa, il massimo da questa situazione. Bravo Petrosino a evitare che Lettore Conti esondasse. Adesso lungo Dossena, la pressione di Petrosino. È rientrato, sì. Bisog, visto che è stato spostato, no, è stato proprio tolto, perché adesso è entrato Zanardini. Sì, è entrato Zanardini per Lettore Conti, è rientrato Dossena nel ruolo di prima. Zanardini al posto di Intini. A questo punto mi sa che per oggi quantomeno potrebbe aver finito, speriamo per lui che non sia nulla di grave. Lo ripetiamo, intanto Petrosino prova a passare senza riuscirci, adesso Indianefo 1 contro 1 con la Suola, pulisce per Moscheo, zona tiro, anche lui Suola prova a passare, Moscheo, Petrosino torna in un duello molto appassionante, ancora Moscheo, area di rigore, la fa passare e penso abbia colpito la traversa Ghiacci. Se non la traversa addirittura il portiere Iani, che ha fatto un miracolo se così fosse. Penso abbia toccato la traversa. Punteggio di 2-2, adesso c'è una chance dalla bandierina sul primo palo dove arriva Maccaroni che lascia scorrere perché non ha impattato il pallone, ancora lì Lettore Conti. Sterza Maccaroni, porta a casa rimessa. Un Indianefo che si fa vedere in mezzo all'area di rigore. Il pallone passa Barozzi che colpisce Iemane. Calcio di punizione giusto. Probabilmente fallo. Fallo. Sì, fallo chiamato giustamente. Gioco pericoloso di Stato a gamba alta. Iemane lungo. Uno prova a girarla. È bravissimo, con la solita tecnica, la solita eleganza a pulire questo pallone, prova a girarla ancora Petrosino, ha subito fallo. Calcio di punizione. Bella la giocata di Maullo. Giallo Indianefo. Forse esagerato. Forse sì, però è anche il terzo che fa nel giro di poco, quindi sto cercando di interpretare la scelta di gol.
Bella la giocata di Maullo qui che accarezza il pallone, lo ammorbidisce per Petrosino, poi subisce fallo, adesso punizione. Comunque, nonostante l'uomo in meno, in questo momento il Moreschi sta continuando a spingere e potremmo dire che non si sente quasi. Abbiamo questa punizione di Petrosino che prova a far spiovere nell'area piccola, ma non arriva nessuno, quindi rimessa dal fondo. Trecozzi ancora non si è acceso in questo. Siamo arrivati, cos'è, metà secondo tempo? Circa sì. Ancora non si è acceso purtroppo. Lo vedremo accendersi nei minuti finali? Chi lo sa? Potrebbe essere l'uomo decisivo? Potrebbe essere. Lo chiamavi anche tu prima, Gabri, hanno segnato sia Merlo che Petrosino, manca solo lui. E poi Trecozzi, ti dico la verità, è sempre stato, almeno in questa edizione, un giocatore che capisce i momenti della partita, quindi sa quando accendersi, ma non è mai stato nei 90 minuti il più continuo dei suoi, mentre qui Moschero, secondo me, ha subito fallo, calcio di punizione. Chiede un giallo Moschero. Probabilmente il giallo ci sarebbe stato, anche perché si stava involando in parte da solo. Gioca veloce su Moschero, però non è d'accordo quella. Ce la facciamo o no? Ce la fai Dianefo va ancora a cercare Moschero, non lo trova, ma c'è Dossena in mezzo, Scaccaparrozzi, cercato ancora Dianefo sull'out di destra, tocca con la suola, va ancora da Dossena, zona cross, eccolo che arriva subito, Scaccaparrozzi, non è finita, Dianefo riesce a pulire, poi cerca e trova Pitrelli, c'era sul mancino, quindi allarga dalle parti di Galantucci, con la porta sul destro, ancora Pitrelli, alto sopra traversa, bella costruzione, Treconti, secondo l'arbitro no. Bella costruzione, Gabri. Sì, assolutamente. Sono andati da destra a sinistra con pochi passaggi. Poteva concludere subito Pitrelli, però ha deciso di aprirla per Galantucci, che una volta che si è trovato chiuso è tornato da Pitrelli, che ha sparato alto, forse con deviazione, ma l'arbitro ha dato rimessa dal fondo. Quindi Iemani pronto al rinvio. Lungo, ma c'è solo Aidawi con la testa. Vediamo se Zanardini mette bene il fisico. Sì, schizza. Barozzi non arriva, ancora Zanardini ad alimentare. Adesso mette giù il 9, forse toccato. Prende il pallone con le mani, fallo per il Moreschi, giusto? Perché se non ha aggiudicato fallo sul contatto, cadendo Scaccabarozzi ha bloccato il pallone con le mani, quindi giustamente calcio di punizione per il Moreschi. Mentre arrivano complimenti per il Dianefo, che mi sento di sottolineare. Trova il pallone, arriva lì Maullo dorme, Lettore Conti si sveglia di nuovo il Moreschi, 3-2 Alessandro Maullo aveva grossa ingenuità della difesa del Lettore Conti, potrebbe addirittura costargli la partita questo errore. Aveva segnato su rigore Alessandro Maullo contro il Donatello di Pascaglia. Si stanno accendendo gli animi. Ma noi parliamo di calcio, che azione è stata? L'hai anche rivista forse, Gabri? C'è stata una dormita sì. Il Lettore Conti, Maullo raccoglie il pallone e lo mette in porta nel più facile dei modi. Addirittura lancio lungo, maccherone grosso, non si capiscono, il pallone rimane lì, Maullo ne approfitta. 3-2 Moreschi, che con l'uomo in meno l'ha rimessa in piedi. Inaspettato, stava, l'hai detto anche tu, alzando un po' il ritmo il Moreschi nonostante l'uomo in meno, però Lettore Conti ha fatto tanta fatica per rimetterla in piedi, dormire così è veramente un peccato. Sì, assolutamente. Adesso come vediamo già dal calcio d'inizio, si stanno per riversare. Attenzione, Matteo ha sempre questa gestualità del corpo, per cui finché non gli viene confermata la scelta lui tiene il pallone in mano, ma questo non deve ingannare, secondo me il gol è buono. Sì, sono d'accordo. Stanno rivedendo in questo momento
l'arbitro sta aspettando indicazioni dalla regia. Ciò che mi sento di dire è che il lettore conti l'ha rimessa in piedi in un momento ben più difficile di questo. Assolutamente. Quindi non è ancora finito. Quanti minuti mancano? Adesso chiedo con precisione al coordinamento. Cinque più recupero. Recupero che si prospetta... Sì, ampio, quantomeno. Nel primo tempo non c'è stato recupero. Prima c'è stato breve, esatto. Mentre nonostante il gioco sia stato fermato varie volte. Forse non abbiamo visto noi l'arbitro che dava il Esatto. recupero, perché mi sembra francamente strano. Probabilmente adesso per la fine del secondo tempo aumenterà il recupero, perché si recupereranno anche i minuti in più del primo tempo. Se non l'ha dato, probabile che faccia così, però secondo me lo ha dato e ce lo siamo persi noi. Allora ne approfitto per farti una domanda ancora un po' pungente. Cosa è mancato in questa stagione al VV per essere qui al Villa a giocarsi l'accesso alla finale del 2 giugno? Allora, se devo essere Perché onesto, ricordiamolo, scusami Gabri, Fabio quest'anno era il vostro allenatore, tu hai giocato anche quest'anno. Sì, assolutamente. Secondo me dal nostro punto di vista è mancata sia la cattiveria che la nostra unione come squadra, e di conseguenza nonostante ci fossero diversi singoli importanti non siamo riusciti ad avere una buona coesione, arrivando addirittura a perdere prima col Donatelli Pascal e poi col Vittorini. Purtroppo giustamente, perché non abbiamo neanche potuto concludere in porta neanche una volta in tutta la partita. Magari ci sono state anche delle scelte tecniche sbagliate, ma è mancata la cattiveria principalmente. Che è stata un po' la vostra forza l'anno scorso. Esattamente. E intanto qui, scusami, poi magari avremo modo di parlarne ancora perché è un argomento molto interessante, ma si prolunga ancora una volta il controllo, la revisione VAR per convalidare o meno il gol di Maullu. Non capisco quale sia il dubbio, perché esatto. La posizione di Maullu arriva magari oltre, ma dopo una giocata di grosso, forse un tocco con il braccio, mi dicono. Allora andiamo anche noi a rivederlo. Allora, punizione, battuta lunga, e poi forse un tocco con il braccio proprio di Maullu. Da rivedere. Non mi sento di confermarlo. Esatto, sicuramente è quello l'episodio chiave. Adesso resta da capire se la posizione del braccio era congrua al corpo, se invece non c'è proprio stato il tocco. Sì, perché lancio dalla difesa, Maullu apparentemente tocca con un braccio. Adesso stiamo a vedere la decisione dell'arbitro. Forse con un po' di veleno, Tommaso Saluzzi, il capitano del Donatelli Pascal, uno dei most valuable player del nostro torneo, scrive: con Moreschi il VAR è assicurato. In questo momento a colloquio sia i giocatori del Lettore Conti che quelli del Moreschi. In situazioni come questa la tensione aumenta, tutti vogliono sapere. VAR, il gol credo sia stato convalidato, anche se manca la gestualità. Gol annullato? Che indica convalidato credo, perché no, attenzione, nulla, secondo me annullato, mi permette di dire che quella è stata un po', non si è capito molto. Esatto, quantomeno si poteva fraintendere il gesto di quella che ha fatto non c'è stato nulla, ma poi voleva dire da annullare, quindi
È stato annullato per tocco con la mano il 3-2 di Maullu, rimaniamo in parità. Attenzione, Yamani fuori, Fuori dalla porta, stava ancora cercando di capire cosa è successo. Poi forse spinge Ghiacci, duro 2 volte, fallo, giusto, calcio di punizione. Gioca Barrozzi. Arriva anche il commento di Gabriele Gabboardi, uno dei giocatori del Vittorini, che con l'Ettore Conti ha perso 2-1 e anche lui ha del veleno che riversa in chat. Giallo, sventolato un giallo Guella, non ho capito a chi. Nicolò Montrasi non è presente in questa partita, lo era nella scorsa semifinale tra Cardano e Cremona. Nel frattempo arbitrio va a cercare il secondo palo dove arriva Ghiacci. In realtà è un gol! È un colpo di testa per la Porta! 3-2! Evidentemente era destino. Era destino, dice Gabri, perché poco fa hanno annullato un gol dopo una lunghissima revisione al VAR al Moreschi, e sul suggerimento di arbitrio sul secondo palo arriva l'incornata vincente del numero 3 di Ghiacci, 3-2. Però in questo caso possiamo dire che Pedotti è veramente uscito troppo dai suoi pali, per ricercare la palla sul cross, perdendosi quindi la conclusione di testa del, se non sbaglio, del numero 3 di Ghiacci. Il cross di arbitrio Si stanno lamentando ancora i giocatori dell'Ettore Conti. Io stavo cercando di ignorare la cosa perché poi sarà ovviamente Guella a decidere, e il cross di arbitrio sul secondo palo sembrava suggerire una sponda, invece Giovanni Ghiacci ha mirato la porta, quantomeno ha centrato lo specchio e ha colto di sorpresa Pedotti, e avanti il Moreschi, ma c'è ancora del lavoro per il VAR. Gli animi si stanno scaldando troppo, sia in tribuna che in campo. Cosa stanno dicendo? Fallo di mano? Non so se mano, non so se fuori gioco, non so se spinte all'interno dell'area di rigore. Noi nel frattempo riguardiamolo, Gabri, così siamo preparati. Onestamente di primo acchito mi sembrava regolare. Anche a me, ma così come quello di Maullo, ti dico la verità. Poi l'hanno annullato, quindi rivediamo. Comunque in questa partita stiamo vedendo diversi gol che sono arrivati su palla inattiva, 2 punizioni che sono state convalidate, e il gol di Maullo che invece è stato, secondo me, scusami, mi permetto di dire che non c'è nulla da recriminare, perché Cross arriva sul secondo palo, Pedotti si stacca in maniera, Ghiacci si stacca in maniera regolare sorprendendo Pedotti. Non so se la richiesta è per un tocco con il braccio, per una spinta all'interno dell'area di rigore, non mi sembra di vedere irregolarità. Mentre Pedotti sta spiegando quello che è successo a Miranda, sarei curioso di sentire anch'io. stanno chiedendo un fallo di mano. Forse Pitrelli ha alzato il braccio, forse voleva fuori gioco. Il gol a me sembrava buono e quindi mi sembra anche convalidato. L'arbitro fa segno di ripartire. No, ancora niente. Gioco che è stato fermato molto in questo secondo tempo. E quando si scaldano gli animi succede. Verrà recuperato secondo te? Difficilmente. Secondo me sì, cioè nel senso dovrebbe essere recuperato. Decisione. Ancora Pitrelli che vedevo alzava il braccio, quindi secondo me indicava un fuorigioco. Sembrava regolare però ovviamente noi abbiamo una visione parziale soltanto della cosa, quindi non ci permette di esprimere giudizi. Abbiamo le stesse immagini dei nostri spettatori in live, quindi solo quello che avete visto voi lo abbiamo rivisto. Il gol è buono, 3-2 Moreschi. Adesso Moscheo, tocca per Indiano e Fo. Comunque da ammirare
il modo con cui il Moreschi, dopo aver subito il 2-2, poteva tracollare, poteva cadere, ma invece Ne ha fatti ben 2 di gol. 2-1 con un tocco di braccio di Maullu e l'altro regolare. Forse addirittura dubbio il primo, però questo nulla da recriminare. E noi abbiamo visto appunto l'immagine che ha visto anche la gente in live, abbiamo poi rivista, sì, ma non era chiarissima. Galantucci verso Moscheo, l'arbitro prova a proteggere, raddoppiato, allora Zanardini recupera, poi col tacco la fa passare in qualche modo Ndiane Fo, anche lui prova a dribblare, circondato, esatto, è chiuso. Quanti palloni sono stati toccati da Moscheo in questa partita? Più di tutti. Accentratore totale, assolutamente. Pitrelli, Ruosso da Maccarone, serve un forcing finale dell'Ettore Conti che arriva con Galantucci che va direttamente in porta, fuori, scelta Discutibile. Era troppo lontano ancora e dobbiamo ricordare che l'Ettore Conti è comunque ancora un uomo in più, quindi magari una costruzione più accorta sarebbe stata una scelta migliore. Concordo pienamente. Mentre Yemane è pronto a rinviare, Aidawi col petto per Ndiane Fo, disturbato da Miranda, ma c'è ancora Pitrelli che prova ad alimentare l'azione offensiva dell'Ettore Conti andando dalle parti di Ndiane Fo. Miranda saggiamente Palla che non rimane fuori in gioco. Esatto, rimessa per l'Ettore Conti. Il punteggio è di 3-2 con continui ribaltamenti di fronte, perché nel primo tempo la partita sembrava quasi a senso unico. C'è Cristiano veramente al grosso perché Trecozzi può andare da solo, arriva Merlo ad aiutarlo, cerca ancora il 10, torna Galantucci. Ottima copertura difensiva dell'Ettore Conti che stava rischiando di prendere anche il quarto colpo definitivo. Esatto, dicevo 2-0 nel primo tempo quasi a senso unico nei confronti del Moreschi, che poi rimane in 10 uomini. L'Ettore Conti ruggisce all'inizio del secondo tempo pareggiando i conti e poi il Moreschi si risveglia riportando sul 3-2 il punteggio, mentre qui viene cercato Moscheo. L'Utea non si fida di lasciarla a Yemane, quindi chiude in calcio d'angolo, tutti in the box, forse tranne Pedotti, mentre Trecozzi faccia a faccia con Aidawi. Attenzione, bisogna dirglielo. Attenzione, mi si stanno scaldando troppo. Trecozzi che non dovrebbe alzare le mani perché ha spinto Trecozzi. Trecozzi e Aidawi se ne sono dette, spero non se le siano anche date, anche se un paio di spintoni sono volati, tra l'altro anche le panchine in campo. Tra l'altro mani che sono cominciate a volare da parte di Trecozzi, che in questo momento dovrebbe stare calmo perché virtualmente è già in finale e non potrebbe rischiare di lasciare la sua squadra con un uomo di questo peso, senza un uomo di questo peso in finale. Giusta l'ammonizione per entrambi. Dopo questo spiacevole episodio penso si possa battere, ricordiamolo, fa parte del campo, fa parte del gioco. Lo dicevamo anche con Fabio l'altro ieri, i giocatori sentono questa competizione. Corner battuto da Moscheo, Luteo attraversa l'area di rigore, riesce a liberare del tutto, ma la palla attraversa l'area di rigore e finisce fuori. Rimessa Moreschi che non ha fretta di battere, batte proprio Enrico Gerri Lutea. Giustamente. Zaramella tira la maglia a Galantucci, poi può andare Merlo, dall'altra parte si è fatto vedere Trecozzi, Merlo lo cerca, non lo trova, Druosso
con la figura riesce a dir di no. Poi Pitrelli dall'altra parte per Moscheo, che sbaglia praticamente il primo stop della sua partita. Poi Ndianefo corregge, uno dei più importanti. Probabilmente Moscheo in questo momento sta cominciando ad accusare i primi colpi della fatica, anche perché è stato uno dei Comprensibile. Sì, assolutamente. È uno dei il giocatore probabilmente che ha corso di più, che ha toccato più palloni, che ha gestito meglio la squadra. Adesso Gruosso per Dossena, con Lettore Conti che deve portare più uomini possibili all'interno dell'area di rigore. Ndianefo va a cercare Moscheo, Miranda con i tempi giusti, chiude in fallo laterale, rimane lì Lettore Conti, già servito Ndianefo che mette il fisico davanti a Maullu, poi porta a casa un'altra rimessa perdendo qualche metro ma comunque potendo rimanere lì. Dossena con le mani a cercare Scacca Barozzi che prova a girarsi, chiuso Palla in calcio d'angolo? da Lopane, calcio d'angolo mi sembra, sì Gabri? Calcio d'angolo? No, Maccarone lascia palla per Moscheo. Sì, per Moscheo. Mentre c'è un cambio nel Lettore Conti, adesso in campo un altro saltatore come Cavallotti. Viene tolto Aido. Sì. Cross dentro, proprio dalle parti di Cavallotti, il pallone deriva di rigore! Ancora Aldo, a fondo. Rimaniamo sul 3-2. Partita spettacolare fino ad adesso, nonostante le varie schemaglie da entrambe le parti e i gol annullati. Fa parte anche quello dello spettacolo. Esatto. Forse nel primo tempo abbiamo temuto che la partita potesse diventare quasi noiosa, perché il Moreschi sembrava veramente padrone del campo, poi l'uomo in meno e la partenza flash nel secondo tempo del Lettore Conti e la partita si è ravvivata e come, mentre qui Miranda destro-sinistro va via, poi cerca Maullu, non lo trova, Gruosso più lontano che può diventare quasi buona per Scacca Barozzi che è in fuorigioco, l'aveva visto Gabriele Mercuri. Mentre non ho capito se sono stati assegnati minuti di recupero ancora. Cavallotti col petto. Trecozzi prova a mettersi in proprio, Cavallotti gli alza le gambe, calcio di punizione, si arrabbia Andrea Trecozzi. Molto nervoso. Manca 1 minuto e mezzo, mi dicono dal coordinamento ancora una volta. Più il recupero. Mi sa 1 minuto e mezzo, il recupero è già stato assegnato e sarà 1 minuto e mezzo di fuoco. Batte Lopane, Zanardini libera, Trecozzi chiude in fallo laterale e adesso Galantucci con le mani. Prova a cercare la profondità, trova Arbitrio che spizza il pallone, qualche metro guadagnato da Lettore Conti, adesso Moscheo andando troppo avanti, se ne è accorto Guella, batte Galantucci da Pitrelli che col mancino prova a cercare a trovare Ndianefo, sta arrivando Dossena, Ndianefo finte di corpo, va col mancino dentro, Luchea libera e poi Gruosso per l'ultima azione probabilmente. Perde forse un po' troppo tempo, infatti arriva Trecozzi che va da Merlo che è velocissimo per chiuderla, Merlo seguito da Gruosso, Merlo in area di rigore, Gruosso che l'ha pulito e la tocca sul pallone. Attenzione, questo Ha sembrava fischiato punizione? ha fischiato punizione, ma sembrava un intervento pulito. Qui ha Intervento sul pallone. sbagliato il direttore di gara. Era sul pallone l'intervento di Gruosso che sembra anche aver avuto la peggio, che rimane a terra, penso siano Entrambi i giocatori crampi. con i crampi. Nel secondo tempo la partita ha cambiato ritmo, l'intensità è moltiplicata. Intini ancora che saltella cercando di capire l'entità del suo infortunio. Non promette bene. Vedendo come zoppica, no, Gabri? Purtroppo. Come dicono dagli spalti, manca poco. Manca poco, manca 1 minuto, poco meno. C'è stata un'altra interruzione, perché qui Gruosso è intervenuto su Merlo, secondo me prendendo il pallone anche secondo Gabri, ma ha fischiato Guella, quindi ci sarà punizione per il Moreschi che può mettere in cassaforte questa partita e quindi l'accesso alla finale del 2 giugno allo stadio Breda in Sesto San Giovanni, stadio della Pro Sesto, squadra di Serie C. In questo stadio tra l'altro gioca l'Inter Primavera e l'Inter femminile,
quindi è comunque uno stadio collaudato per scontri di alto livello, mettiamola così. Direi di sì. Come sarà Cremona Zappa tra una Moreschi e Ettore Conti. In questo momento il muso davanti lo ha il Moreschi. Non si riprende ancora a giocare. La palla. È palla. Cioè, l'ha toccata, è proprio scivolata, ha toccato la palla e andava in calcio d'angolo. Sì, sì. Anche Francesco Bellandi in chat, il capitano del Vittorini, un saluto. Tanti spettatori d'eccezione oggi, sia sugli spalti che in chat. E anche Mattia Robustelli partecipa. Preferisco non leggere cosa scrivete, ragazzi, ma un saluto comunque caloroso a giocatori che mi hanno fatto urlare, che ci hanno fatto emozionare. Adesso punizione per Maullu. Probabilmente l'ultima azione di Carlo Ciocca, il nostro fotografo, dietro la porta. Adesso calcio di punizione per Trecozzi, che ha la chance di fare 8 in Milano Football Cup 2024, 9 nella storia della Milano Football Cup e raggiungere così Piccirillo. Va Trecozzi, barriera piena, ancora il 10 sul pallone, Dianefo gliela toglie, vediamo se c'è ancora tempo per un'ultima azione. Dianefo la porta, da uno sguardo in verticale, poi prova a cambiare il gioco come ha fatto poco fa Perintini. Moscheo tocca, Dallardini, tutti dentro, ancora da Moscheo, e poi Ghiacci, Giovanni Ghiacci, dopo il gol del 3-2, triplice a fischio. Il Moreschi è in finale contro il Cremona Zappa, si giocherà domenica 2 giugno, una partita colma di emozioni. Allora chiedo a te, Gabri, un'ultima opinione su questa grande sfida. È stata una bellissima partita, piena di emozioni, livello altissimo, ci sono stati anche molti interventi del VAR, però perché la gli partita... animi erano caldi, direi. Perché gli animi erano caldi e è dovuto intervenire il VAR. Assolutamente. Partita dall'esito finale secondo me corretto, il Moreschi ha fatto la sua partita nonostante l'uomo in meno. Adesso ha avuto più sostanza. Ha avuto più sostanza il Moreschi, che è riuscita in 10 uomini a rimetterla sui binari giusti con il colpo di testa di Ghiacci. Adesso direi che possiamo andare a goderci le interviste che poi vedrete sul nostro profilo Instagram. E quindi un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito, un ringraziamento speciale a Mercuri che mi ha tenuto compagnia. Ci vediamo domenica